Ragazzi, voi non vedete niente perché è notte, io vi volevo fare la panoramica di New York dal mio tetto, che pure è bella, insomma, da lontano si vede la città, così, per non sapere niente. Facciamo una magia, così, schiocco le dita, ne vedete la dita? Ah, ha funzionato, ma si vede, però è un macello perché... Aspetta un attimo, facciamo così. No, non è questo che intendevo. Meglio, però sti capelli annanzi all'occhio, ma bello. Ah, meglio così. Allora, si sentono queste sirene, no, sarà impossibile fare il video finché questo non passa, perché è così. Ma non ci sta nessuno in mezzo via, andate! Questo io vi voglio far capire. No, guardate, vedete, non c'è nessuno, vai sempre tu, vai. Per il semaforo lo capisco, lo capisco. Lo capisco. È una giornata meravigliosa, tra l'altro. Comunque, se non ve lo volete vedere tutto, io vi faccio un riassuntino. In questo video si fa vedere la città, si parla delle zeppole di San Giuseppe fatte, si parla del workout, dell'allenamento fatto in casa e dei vicini che sono venuti a bussarci perché si pensavano che se ne stava carendo palazzo. Quindi questo è un piccolo riassunto, se ve lo volete vedere tutto, queste sono le cose che succederanno in questo video. Chuck si gira. Eccoci qua. Allora, dopo aver fatto le pizze, questa è crema pasticcera. Pasticcera. E anche crema della nonna, qualcuno la chiama. Ci vuole un Jägermeister. Ci vuole un Jägermeister sicuramente. Noi abbiamo tolto le amarene perché non ci piacciono. Sì. L'amarena fa ingrassare. Però guardate, non hanno una brutta faccia. È stato più complicato del previsto perché non abbiamo tutti gli elementi del mestiere. Però io dico che la prova va fatta, questo è per San Giuseppe, per la festa del papà e per tutti quelli che, insomma, alla nostra salute sono al forno. Abbiamo fatto solamente un piccolo passaggio di frittura, ma proprio leggero, perché... Buonissimo. Ma il seppolo di San Giuseppe. Oh Gesù, è venuto buono! Lo sentite il mio entusiasmo? È reale, perché non ci posso credere. È bella morbida dentro. La crema pasticcera è qualcosa di... non me la spiego. Primo tentativo, il cuoco è lui, questi li ho fatti io, lui è stato il mio assistente, con collaborazione con la madre. Ma questa roba è... Buonissimo. Magari è crema. Diceva Peppe di Napoli, è crema veramente. Noi abbiamo messo quel goccino di sciroppo di cherry che è quello che ci vuole. E oggi l'abbiamo fatta sì, è veramente. Buono, buono. Guardate dentro, bella vuota. Guarda. C'è gente che la taglia e ci mette la roba dentro. Ma io, un po' di zucchero in più. Me lo fai il bis? Non so se sono inquadrato, ma chi se ne frega. Facciamo il bis. Voglio questa qua piccolina. Questo è venuto tipo bignè. Difficoltà, no. Poi la marena pure. Madonna santissima. Buono. Guarda, per simulare la marena potremmo mettere un altro goccino di sciroppo giusto per aggiungere, ma io sono soddisfattissimo. Da New York la Radio Fruit è tutto, questo canale sta diventando... Attenzione! Questo canale sta diventando un canale di cucina, ma che cama fa? Di calcio non se ne vede neanche l'ombra. Zuccheri a veli e grande... Devo fare il quadro, proprio un goccino. Un goccino proprio. C'è un goccino di questo, eh? Olà, vuoi su tutte? A me veramente non piace la marena, cioè se l'avessimo avuta comunque l'avrei scartata. A me mi piace. A lui piace. La crema è buona. Però il sapore deve essere quello della La tradizione. vaniglia, lo so, però. A me la vaniglia non piace, esatto. Il sapore della tradizione si deve rispettare. Qua distruggiamo una cucina perché per fare 4 ceppolelle hanno distrutto una cucina, ma è così che funziona. La nostra salute, statevi in casa, cucinate come facciamo noi e noi non siamo costretti dal governo in questo momento, noi vogliamo stare in casa. Però la palestra ancora ma cominciamo, No, la palestra in casa. No, tuffo, come sto buono. Unbelievable! Ciao!
Quindi dopo il video della pizza che avete intravisto, questo è il video dopo aver fatto le zeppole, la mia reazione a caldo, si può dire, reazione alle zeppole, invece della reazione alla partita, reazione alle zeppole è evidente. Dopodiché uno che fa? Dopodiché dopo qualche giorno noi proviamo il workout. Oltretutto voi vedrete nel video del workout ho poche panzelle, no? Che ci sta, non è che non ci sta. Però nel video del workout avevo la panciera e la pancierina per sudare di più, quindi non sono così. Però il pericolo c'è. E durante il workout... O prima è più warm up. Grandi novità qua. Dopo zeppole, pizze. Penso che sto un po' tutto al contrario. Wall Street. Questo è buono, li senti nelle gambe, Qui. Sta bene. Questo è meglio che andare di Poi c'è il swim però. push ups. Perché non sta facendo puntare a rovescio? Vai. Ah, meno male che ho fatto puntare a rovescio. Senti. Prendi una sedia. No, qua cadiamo a terra. No. Non ready. Come che mando squats. Fai questo. Il più bello nel video è che siamo tutti ok. Ci sto. Che coscia! Già sei. Ah, li sento. Oh, non fa male. Non fa malissimo. Come a fa? What the fuck? No. The last one. Non ridere, figlio, perché? Che sia solo più una fala di due. Come ha detto? Perché va 7 minuti per lui. E beh, 2 minuti di pausa. Mamma mia, su. continua a stare tutto al contrario. Is everything okay? Yeah. Because you can't sleep, but something is happening. Yeah? You're sleeping already? We were walking out. I said, is everything okay? Yeah, it's good. Non si può fare. Yeah. Non si può fare.
E durante il workout voi dovete sapere che queste case dove noi abitiamo sono fatte di sputazza e legno, sono le case di Sfacim, i famosi fazzoletti di Sfacim, sono case di Sfacim, e quindi se tu fai un saltino, quello di sotto è il terremoto, non sto scherzando. Basta un saltino che quello di sotto si sente tremare tutta la casa. Di conseguenza noi non curanti non pensavamo che fosse così grave. Abbiamo fatto tutto il nostro workout, i jumping jacks, saglio in coppa a segge, scinere a segge, zumba qua, zumba là. Al secondo workout la reazione del mio vicino di casa che è salito a farci... Ma più che la cazziata, secondo me era preoccupato. Ma era veramente preoccupato. Qualcosa è successo, sta careno palazzo. Perché non c'è mai limite al peggio e stanno succedendo terremoti in tutto il mondo. Poteva essere anche a Ridgewood, New York. Ah. Insomma, voglio, è ovunque, cioè penso che oramai siamo oltre, no? Quel fatto, ma da me non mi succede, è nel tuo palazzo, è nel tuo quartiere, è il tuo amico, è il tuo zio, è tutti, le ultime notizie, è il calciatore, è il politico, le ultime notizie, Boris Johnson, il UD e Strunz. Ci dobbiamo ammalare tutti, qualcuno morirà, ma poi tutto a posto. Magari tu, che ne sai? Non auguriamo niente a nessuno, ma questo virus non guarda in faccia a nessuno, e quindi l'ultima notizia che abbiamo avuto qua in America è che un ragazzino di 17 anni, healthy, in piena salute, ha avuto problemi respiratori, arresto cardiaco, è morto, 17 anni. Dice che è andato a un ospedale, l'hanno rimandato via, non gli hanno fatto le prime cure. Quando è arrivato al secondo ospedale hanno tentato insomma di rianimarlo sulla via del secondo ospedale, ma non è stato cosa. Quindi non dobbiamo fare i cretini, non dobbiamo pensare di essere immortali, e penso che oramai ci siamo arrivati a questo. Vedo che le fasi stanno cambiando, no? Prima il negazionismo, poi dopo poi ci facciamo un po' che giorni fuori al balcone, pariamo, stiamo cucinando, eccetera, eccetera. Poi arriva il sfasteriamento, poi c'è la consapevolezza, i complotti, poi la consapevolezza che finiranno i soldi, e adesso c'è quel momento, adesso è la fase dove dice: ma che i soldi forniscono? Io non sto faticando e tra un poco la rivoluzione in piazza. Voi non dovete fare i cretini, voi che state parlando di questa cosa qua o pensando a questa cosa qua. Perché mi rendo conto che quando finiscono i soldi è la fine, ma arriveranno degli aiuti dallo Stato in qualche modo. È impensabile che non arrivino, perché la rivoluzione è dietro alle porte. È ovvio, un popolo affamato è un popolo pericoloso, quindi questa cosa non lo possono permettere. Quindi non vi preoccupate e non cominciate ad allarmare o a pensare addirittura di farne parte di questa cosa qua, perché si crea il caos. E poi altro che 10%, qua cominciamo poi a contare le vittime di quelli che per strada hanno messo sotto a uno, le vittime ai supermercati perché da già cirma, già rubare roba. Lì andiamo veramente a situazioni da terzo mondo che un paese occidentale, insomma in una cultura moderna, non si dovrebbe mai arrivare. Ma che ne sai? Questa cosa è unprecedented, non ci sono precedenti, non ci sono storie che possiamo prendere esempio da. Quindi ci siamo accorti. Io, da par mio, dato che qualcuno me l'ha chiesto, noi cerchiamo di alleggerire, perché l'unica cosa è alleggerire. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Io vi abbraccio, continuerò a fare questi video, ma giusto per stare in contatto, ragazzi. Di calcio che vogliamo dire che Gravina ha detto che il campionato finirà in qualche modo, che lo scudetto lo assegneranno probabilmente alla Juventus, ma che ne parliamo a fa? Cioè, io in questo caso, no, se anche facessero i famosi playoff e il Napoli dovesse vincere, ma come esulti? È uno scudetto di cartone. Io porto solamente un solo caso, una sola riflessione sulla cosa. Se danno lo scudetto alla Juve quest'anno, vedrete, segnatemi le mie parole, la Juventus non lo considererà per riabilitarsi, non un po' lo stile Juve, come invece esultarono per quella Champions clamorosa, maledetta, con i morti così, come si sono assegnati i 2 scudetti che invece gli hanno revocato.
questo qua non se lo assegneranno, vedete come ve lo dico, e faranno i tipi, noi non ce l'è, e comunque saranno a +1, nel conto di quelli là legittimi, comunque saranno a +1, quindi aspettiamo un secondo campionato che loro vinceranno, che non dovrebbe essere vince, per arrivare al numero esatto degli scudetti vinti, che non lo sanno neanche loro, ma tanto a noi che ci importa. A me piace Demme, a me piace la serva. Poi questo video, se l'avete visto tutto quanto, scrivete gli occhiali rossi del bel gioco, hashtag occhiali rossi del bel gioco. Se non l'avete visto tutto quanto, non saprete mai cosa penso di voi, perché non l'avete visto. Ma vuol dire che avete tempo da perdere se li avete visti, e vi ringrazio perché aiuta me. Magari un centesimo arriva, che ne sai? Che ne sai?